Il blocco alla gestione del credito, allo sconto in fattura relativi alla legge del superbonus, salvo solo per quelli che hanno già iniziato i lavori, sta provocando un vero e proprio terremoto. L'allarme arriva da più parti, a cominciare dai sindacati, dalle imprese edili, contro la stretta varata dal governo Meloni, per non parlare poi dello scontro politico tra maggioranza e opposizione che sono in totale rivolta, ad intervenire anche le varie associazioni di categoria, prima tra tutte l'ANCE, che ha affermato come centinaia di cantieri rischiano di essere abbandonati con danni enormi per l'occupazione e conseguente ripresa economica che si fermerà certamente, visto che oltre 500 milioni di euro sono incagliati a causa del provvedimento. Si teme pertanto la bancarotta per l'edilizia, oltre 100.000 posti di lavoro a rischio e l'ombra dei fallimenti di tante aziende del settore edile. Ieri, nel corso della convention di Fratelli d'Italia, alla presenza del numero 2 del partito della Meloni, Giovanni Donzelli, coraggiosamente ai vertici della CNA Agrigentina, con in testa il segretario Claudio Spoto, ha chiesto e ottenuto un incontro con Donzelli durante il termine della stessa convention, ponendo sulle problematiche del bonus. Un allarme che è stato lanciato già subito nel pomeriggio di ieri, quando è stato approvato il decreto legge dalla parte del Consiglio dei Ministri che vieta dai prossimi cantieri lo sconto in fattura, la cessione dei crediti e anche che i crediti possano essere acquisiti dagli enti locali. Ecco, un grande dramma, come lo ha definito il nostro Presidente nazionale Costantini, un incubo. Ci siamo risvegliati con questo incubo perché significa mettere in difficoltà, in ginocchio, in crisi, in grande emergenza le imprese e le famiglie. Quindi è un problema serio che va affrontato dalla politica e dalle istituzioni a tutti i livelli, ovviamente a livello nazionale perché è quello competente, però noi non molleremo, andremo avanti ad oltranza perché protesteremo, così non è corretto. Fino al 2023 questo era stato l'impegno, il governo deve mantenere gli impegni assunti e quindi dare la possibilità dello sconto in fattura, della gestione dei crediti, non può improvvisamente e bruscamente interrompere. Questo è veramente un dramma, un incubo. Noi non ci stiamo e quindi andremo avanti per portare avanti queste istanze da parte delle nostre imprese ma anche da parte dei cittadini. L'interlocuzione con Donzelli è avvenuta, l'abbiamo seguita, c'è qualche probabilità di una modifica secondo lei? Noi ce lo auguriamo e lavoreremo per raggiungere questo obiettivo anche a livello nazionale. Già i nostri vertici si sono mobilitati per farsi sentire nei confronti del governo. Lunedì saranno convocati a Roma, quindi faremo sentire la nostra voce affinché si possa porre rimedio. Come ho detto poco fa a Donzelli, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, bisogna salvare il bambino, bisogna buttare via l'acqua sporca. Donzelli ha così risposto alla nostra domanda in merito al superbonus. Guardi, come ho spiegato prima, sicuramente le persone ne avevano avuto dei benefici, è innegabile. Il problema è che non è sostenibile, è come dare dello zucchero filato a un diabetico, prima o poi muore. Era un sistema che non poteva essere sostenuto a lungo e quindi è necessario interrompere questo errore e provare poi a sanare e a dare una mano a tutti quelli che hanno avuto delle difficoltà per questa misura che serviva a raccogliere voti ma che non era sostenibile in nessun modo. I soldi non nascono sugli alberi, quindi non è possibile dare più che lo Stato dia più di quanto serve per spendere per ristrutturare le case. C'erano tanti errori, tante truffe, e poi non era fisicamente e economicamente sostenibile, quindi è necessario intanto interrompere questa cosa che sembrava dare dei benefici ma era a lungo periodo insostenibile e quindi deleteria, e poi nel frattempo vedremo come andare incontro alle esigenze che esistono e di cui siamo consapevoli.